Infatti. Ah, bravo, proprio solo stanno, non devo... Oh, ciao!
Ringraziamo prima della benedizione la banda Città di Quarto. Nel nome del Signore, e tutti rispondono ora e sempre. Quindi, sia benedetto il nome del Signore. Dall'Esodo leggiamo: dice il Signore, voi servirete al Signore vostro Dio, egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, terrò lontana da te la malattia. E poi dal libro del profeta Isaia, dice il Signore, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà i terreni aridi. Preghiamo, quindi ognuno, tutti noi, rivolgiamo nel silenzio del nostro cuore una preghiera al Signore Dio, ringraziandolo per il pane che ogni giorno ci dà. In silenzio ognuno rivolga la sua preghiera. E adesso tutti assieme preghiamo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio nostro Padre, Creatore del cielo e della terra. Nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di tutti coloro che sono i nostri benefattori, e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna, per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente si estenda sopra tutti voi e su questo pane, che è il dono della tua bontà e della tua misericordia, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo ogni giorno nel Padre nostro ringraziare il Signore, affinché il pane quotidiano non manchi a tutti noi, e ci ricordiamo nel Padre nostro di tutte le persone che purtroppo hanno bisogno del pane quotidiano perché mancano del lavoro, per causa delle malattie o per altre tribolazioni come le guerre. Quindi terminiamo questa benedizione e si dà continuità a questa festa che rappresenta, è un segno di ringraziamento della città di Quartu a Dio. Buonasera a tutti. Grazie Don Osimo.